fa prova. Sassà, sassà. Non so perché in Italia utilizzano sassà. L'ho sentito una volta e da quella volta l'ho copiato e me lo porto via a casa. Ok, buonasera a tutti voi che siete presenti, buonasera a chi ci sta seguendo da casa, chi purtroppo non è riuscito a venire stasera. L'invocazione per l'adorazione di stasera viene da Salmi capitolo 5. Salmi capitolo 5 che lo leggerò per intero. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Signore, sii attento ai miei sospiri. Odi il mio grido d'aiuto, o mio Re e mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. Oh Signore, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno. Poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà, presso di te il male non trova dimora. Quelli che si vantano non resisteranno davanti agli occhi tuoi, tu detesti tutti gli operatori di iniquità. Tu farai perire i bugiardi, il Signore disprezza l'uomo sanguinario e disonesto. Ma io, per la tua grande bontà, potrò entrare nella tua casa, rivolto al tuo tempio santo, adorerò con timore. Oh Signore, guidami con la tua giustizia a causa dei miei nemici, che io veda dritta davanti a me la tua via, perché nella loro bocca non c'è sincerità. Il loro cuore è pieno di malizia, la loro gola è un sepolcro aperto, lusingano con la loro lingua. Condannali, oh Dio. Non riescano nei loro propositi, scacciali per tutti i loro misfatti, poiché si sono ribellati a te. Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano, manderanno grida di gioia per sempre. Tu li proteggerai e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te, perché tu, oh Signore, benedirai il giusto, come scudo lo circonderai con il tuo favore. Amen. Vi vorrei chiedere in questo momento per la nostra lode adorazione, per inaugurare così il nostro culto, di alzarmi in piedi e vorrei pregare insieme a voi, di nuovo ripercorrendo quello che abbiamo appena letto da parte del salmista, invocando il nostro Signore, perché è un gesto importante. Da un lato dimostriamo la nostra, quanto piccoli siamo davanti al Signore e quanto lo riconosciamo come superiore, e dall'altro lato lo facciamo perché Lui ci ascolta. Il Salmo inizia proprio con quel porgi l'orecchio alle mie parole, o Signore, sii attento ai miei sospiri. Preghiamo insieme. Padre, in questo momento io ti voglio ringraziare per questo culto che stiamo per celebrare nel tuo nome. Ti vogliamo ringraziare per le nostre vite, le nostre famiglie, la nostra chiesa, i nostri fratelli, e ti vorremmo chiedere, Padre, che tu possa benedire tutta questa serata, che tu possa benedire noi, la tua Chiesa, il tuo corpo, mosso dal tuo Spirito. Ti chiediamo, Padre, che tu possa perdonare i nostri peccati, che tu ci renda sensibili alle tue parole stasera. Tutto questo ti chiediamo, Padre, in nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme. Un po' tipica della domenica, però che possa essere tipico di noi credenti, di noi cristiani. Salutiamoci a vicenda, lasciate il vostro posto, andate a salutare la persona o che è a fianco a voi, ma anche la più lontana. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore. Sono forte se spero nel Signore, se spero nel Signore, se confido nel Signore.
continuiamo a lodarlo con gioia e con ringraziamento verso il fatto che Lui ci ha portati qui, con ringraziamento verso il fatto che Lui è sempre presente nelle nostre vite, con ringraziamento verso il fatto che Lui è sempre pronto a rialzarci dai momenti più bui. E quindi cantiamo che Lui è il Re dei Re, il Signore dei Signori, e che ritornerà. Occhi alzati verso il Re, levate a Lui la voce, aprite il cuore a sua voce, date a Lui la lode, la forza e l'onore. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? È Gesù Signore, Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re. I vostri occhi alzati verso il Re, levate a Lui la voce, aprite il cuore a sua voce, date a Lui la lode, la forza e l'onore. Chi è il Re di gloria? Chi è il Re di gloria? È Gesù Signore, Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re. Chi è il Re di gloria? 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 È Gesù Signore, Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Gesù è il vincitore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re, Signore del Signore, Egli ritornerà, Gesù è il Redentore che ci salverà, Egli è il Re dei Re, sopra la terra. Gesù è il Re dei Re. Ok. La prossima canzone è una canzone nuova che non abbiamo mai cantato prima e personalmente questa canzone l'ho scelta perché parlava molto al mio cuore, parlava del fatto che di una ricerca di Dio, del fatto che c'è una persona che sta ricercando il Signore, che confessa di avere bisogno di Dio, che confessa di avere bisogno estremamente del cambiamento di Dio nella propria vita. E
Non so cosa ognuno di voi sta passando, ma molte volte passiamo per questo periodo in cui clamiamo il Signore, chiediamo che Lui possa cambiare qualcosa in noi, chiediamo che Lui possa manifestare la sua potenza in noi. E quindi se anche tu stai passando questo periodo, ma anche per chi non lo sta passando, vi invito proprio ad adorare il Signore, a parlare con Lui in questo momento, ad aprire il vostro cuore, confessare ogni cosa che dovete confessare, che sentite il bisogno di confessare, perché quello è lo Spirito Santo che vi sta parlando. Quindi confessate quello che volete confessare a Dio, parlate con Lui in modo intimo, in modo sincero, senza nessuna maschera, senza nessun velo, e che davvero a questo momento noi possiamo adorare il Signore, parlare con Lui e ascoltare il suo Spirito Santo che parla alle nostre vite. Tante parole potrebbero mai esprimere ciò che in me non so pregare, ma sospiri ineffabili arrivano a te. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire è che ho bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sogno ogni legame e correrò con te. Fammi sentire la tua presenza in me. Parole non venirti senza che io ci creda davvero, ma c'è una certezza in me, solo tu puoi colmare la sete che ho. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire, è che ho bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sogno ogni legame e correrò con te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Io ti apro il cuore mio e ti confesso ogni vergogna, che il tuo sangue lava via ogni peccato dentro me. Stendi ora la tua mano sulla vita mia, Signore. Sono pronto a compire l'opera tua. E correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Signore, tu hai
sentito, Padre, i cuori che ti stavano cercando in questo momento, Signore. Ti chiedo che tu possa rispondere al loro grido, al tuo parlare con loro, Signore, al loro bisogno, Padre. Che in questo momento ognuno di noi possa riconoscere che tu sei Dio, possa riconoscere Gesù come proprio personale Salvatore, Padre. Che in questo momento noi possiamo concentrarci su di te, Signore, e che possiamo arrenderci a te, dichiarare che siamo tuoi e che la nostra vita appartiene a te, Signore. Amen. Io mi arrendo alla croce, io lascerò la mia vita, tutto ciò che io ho. Prendi pure le mie mani e il mio cuore affinché io possa vivere tutto ciò che hai per me. Eccomi, mi arrendo a te. Sono
benedici ogni persona qui presente, Padre, che tu possa benedire ogni persona che ti sta cercando, ogni persona che ti si è resa a te, Padre. Che tu possa continuare a benedirci con la tua presenza, che tu possa benedirci con la tua parola, Padre. Che tu possa usare il predicatore, Signore, per parlare ai nostri cuori, che tu possa agire potentemente nelle nostre vite, nella vita di ognuno di noi, Padre. Che i veri adoratori, Padre, possano nascere da questo gruppo, che nuove persone che vogliono fare la tua opera su questa terra possono crescere e nascere in questo gruppo, Padre. Che tu possa ascoltare questi cuori, che tu possa far sbocciare tutta la volontà che c'è di servirti, Padre, perché sono sicura che c'è tanta volontà di servire il tuo nome qua, in questa sala, Padre. Che tu possa ascoltare queste voci, che tu possa abbracciarle, che tu possa guidarle verso la strada giusta, Padre, che tu possa guidarle con amore, Padre, che possano sentire il tuo amore grandemente, Padre, nelle loro vite. Ti ringrazio, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Abbiamo cantato frasi molto, come si dice, in un certo senso pericolose, no? Perché nel momento in cui arriviamo e diciamo, ah Signore, io sono tuo, sia fatta la tua volontà, dobbiamo essere pronti. Dobbiamo essere pronti a quella che effettivamente è la volontà di Dio. Voglio partire con un po' di carica. Voglio vedere se i semi che ho piantato qui da qualche parte sono pronti a germogliare. Lo spero, sì. Sto parlando telepaticamente con i miei agenti qui dentro. Perciò voglio sentire una risposta a queste domande che stasera vi voglio fare. Chi vive? Chi torna? Al suo nome? E al suo popolo? Ok, lo rifacciamo, però stavolta un pochino più intensi, ok? Perciò se qualcuno arriva di voi e vi chiede, chi vive? Cristo. Chi torna? Cristo. Al suo nome? Gloria. E al suo popolo? Ok, però stavolta io voglio che si senta fin laggiù nel parcheggio, ok? Perché deve essere un grido di guerra, dovete pensare di essere dei soldati in prima linea. Perciò, popolo di Dio, Chiesa, stasera arrivo da voi e vi chiedo, chi vive? Cristo! Chi torna? Cristo! Al suo nome? Gloria! E al suo popolo? Vittoria! Amen, fatevi un forte applauso, ve lo siete meritati. Perché ogni tanto ce le dobbiamo ricordare queste cose, che la vita cristiana è intensa, è forte, ogni tanto ce le dobbiamo ripetere queste cose per ricordarci effettivamente cosa stiamo facendo e perché lo stiamo facendo. Da diverse settimane, da diversi sabati, stiamo studiando Colossesi, perciò io stasera voglio continuare, seguendo le impronte dei grandi uomini che mi hanno preceduto portando i primi 2 capitoli, e stasera voglio parlare con voi, voglio studiare con voi Colossesi capitolo 2, i versetti dal 13 al 17. Perciò se mi volete seguire nelle vostre Bibbie, Colossesi capitolo 2, versetti dal 13 al 17. Immagino che ormai sappiate già il contesto a memoria, perché ogni sabato ci ribattiamo sopra. Vedo poche facce convinte, va bene, ci ritorneremo, niente panico. Colossesi capitolo 2, dai versetti dal 13 al 17, in cui sta scritto, se funziona, sì, non funziona? Va bene, funzionerà. Sta scritto, potete seguire nelle vostre Bibbie. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui,
perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere o al rispetto a feste, a nuovi luni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Preghiamo insieme. Padre, ti ringraziamo per questa opportunità che abbiamo di stare insieme ai fratelli stasera. Ti ringraziamo per questa opportunità di incontrarci, di poter lodare il tuo santo nome, di poter studiare la tua parola. Ti chiediamo, Padre, in questo momento che tu possa parlarci attraverso il tuo Santo Spirito e ti chiediamo che tu possa agire in noi, nelle nostre vite, che tu ci possa convincere del tuo santo giudizio, di quello che noi siamo, e ti chiediamo, Padre, che tu ci possa illuminare con la tua parola. Tutto questo ti chiediamo, Padre, non perché ce lo meritiamo, ma per la tua infinita grazia che ci hai concesso. Nel nome di Gesù, amen. Come abbiamo visto gli ultimi sabati, la chiesa di Colosse era composta da una miscela, da una mescolanza, se così la possiamo definire, di giudei e di pagani. E questi giudei e pagani insieme avevano fatto, diciamolo, un po' di confusione riguardo a quella che era la vera dottrina. Perciò nella chiesa di Colosse c'era un problema di dottrina, c'era un problema di falsi insegnanti, falsi insegnamenti, e Paolo ribadisce sempre e sempre più volte quale sia il vero e l'unico insegnamento per sconfiggere queste eresie che stavano nascendo in quella chiesa durante il primo secolo. E in questo capitolo, per l'appunto, l'abbiamo già visto dal versetto 8 al versetto 23, tutto questo pezzo è una condanna verso queste false dottrine. E in particolare, quando si parla di eresie, di false dottrine, sia al tempo di Paolo, sia oggi, nella maggior parte, queste false dottrine vanno a colpire quello che è Gesù. Le false dottrine, le eresie che girano lungo tutta la storia della Chiesa, di solito al 90%, al 99% delle volte vanno a colpire quella che è l'identità di Cristo, vanno a colpire le sue caratteristiche. E quindi per sconfiggerle, oggi ti voglio dare questa buona notizia, è molto facile. Basta capire, sapere chi è Cristo. E una volta che sai effettivamente chi è Cristo, allora improvvisamente tutte queste eresie, tutte queste false dottrine, tutti questi falsi insegnamenti che possiamo sentire nella nostra vita scompaiono. O meglio, li sappiamo affrontare in un modo migliore, sappiamo che sono effettivamente qualcosa di falso a cui non dobbiamo dare ascolto. E quindi Paolo passa gran parte di questo capitolo facendo esattamente questo, concentrandoci su chi è Cristo, cosa ha fatto, quali sono le implicazioni, tutti i dettagli di quella che è stata la vita di Cristo. E di nuovo, lo ripeto e lo sottolineo, se voi volete evitare di farvi ingannare, se voi volete riuscire a identificare i falsi insegnamenti che potete sentire all'interno delle nostre chiese, nei nostri social, nelle nostre famiglie, nel nostro circolo di amici, dovete sapere le cose fondamentali. Dobbiamo ritornare alle basi. Se vogliamo essere dei buoni cristiani, dobbiamo conoscere la nostra Bibbia. Se vogliamo combattere e vincere le sfide che affrontiamo giorno dopo giorno, anche di questo tipo, dobbiamo conoscere la nostra Bibbia. E in questo breve passaggio che vi ho letto stasera, niente, oggi il telecomando non funziona, Gabi, siamo nelle tue mani, perciò grazie. Ci sono 3 concetti importanti nelle ultime righe di questo grande pezzo di cui vi stiamo parlando da diversi sabati, cioè dal versetto 8 al versetto 23. Il primo lo possiamo trovare in quella frase, in quell'inizio. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui. L'essere umano nella sua umanità è morto davanti a Dio. Ecco quanto è profonda la nostra condizione.
tutti, passato, presente, futuro, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questo è il nostro inizio, è il nostro punto di partenza. L'uomo decaduto è così schiavo della sua carne, del mondo, del peccato, del diavolo, che spiritualmente è come se fosse morto. E Paolo lo ripete più volte, voi, utilizzando questa espressione, voi che eravate morti. Questo concetto è alla base del Vangelo, perché per accettare, per capire il perdono di Dio, capire che c'è un perdono effettivamente da parte di Dio verso di noi, dobbiamo prima capire e accettare che c'è qualcosa effettivamente da farsi perdonare, c'è qualcosa in cui c'è bisogno effettivamente di questo perdono. E troviamo la stessa espressione in Efesini capitolo 2, sempre scritto da Paolo, in cui sta scritto: Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Poi più avanti al versetto 5 dice: anche quando eravamo morti nei peccati ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati. E quindi di nuovo questa espressione, c'è la morte intesa come morte spirituale, in alcuni casi anche morte fisica, perché spesso ci dimentichiamo, ma esiste anche la morte fisica, e poi c'è questa vivificazione operata dal nostro Signore Gesù. E questo ci porta così alla circoncisione, che alla fine cos'è nell'ottica neotestamentaria? La circoncisione è l'immagine visibile di una realtà spirituale. I circoncisi, ossia i giudei, gli ebrei, nell'Antico Testamento, erano il popolo prescelto, era il popolo eletto, era quel gruppo di persone che Dio aveva voluto mettere da parte perché portassero la sua parola, perché facessero la sua volontà e perché trasformassero il mondo in cui erano. Questo popolo doveva essere vivo in mezzo ai morti e la circoncisione era la prova di questo patto, era la firma nel corpo delle persone che doveva essere un modo visibile di poter vedere il patto che c'era fra quella persona e Dio. Con la venuta di Cristo questo patto adesso si è esteso a tutti noi, quelli che la Bibbia chiama gentili, e oggi non abbiamo più bisogno di questa realtà visibile e perciò non ci dobbiamo più circoncidere. E Paolo ne parla molto, molto adeguatamente, soprattutto nella lettera ai Galati. Continuando con il testo, arriviamo al secondo punto in cui sta scritto: perdonandoci tutti i peccati, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Questo secondo punto è strettamente legato al primo. Paolo scrive in un modo molto poetico, molto metaforico. Il termine documento, che potete leggere qui in questo testo, nell'originale richiama la nota scritta che c'era fra il creditore e il debitore. Il creditore aveva questo pezzo di pergamena, non di carta, in cui doveva scrivere a mano, e doveva naturalmente firmarlo, questo pezzo, questo documento che lui dava al suo debitore per ricordargli del debito che aveva. Questo è il documento, è lo stesso termine utilizzato nel greco. Perciò l'immagine è proprio quella di un debito che viene cancellato definitivamente. Un debito che viene proprio preso con l'inchiostro e viene completamente cancellato. Nella crocifissione, che era una pratica molto comune nell'impero romano, c'era questa pratica, insomma, doveva essere fatta secondo delle regole molto particolari, e c'era, quando i detenuti dovevano essere crocifissi, un pezzo di pergameno, di legno, dipendendo dal momento storico, in cui venivano scritti le colpe per cui era stato condannato. In genere era banalmente un semplice cartellino, se così lo possiamo chiamare, in cui c'era scritto tal dei tali ladro,
punto la persona passava, vedeva la crocifissione, poteva leggere chi era la persona, che cosa aveva fatto per meritarsi quello che doveva. E nei Vangeli possiamo leggere che questo titulus cruci, così detto, proprio utilizzando il termine più appropriato, come vi ho riportato nell'immagine, una semplice ricostruzione, di Gesù era molto particolare, perché era scritto in 3 lingue, latino, ebraico o aramaico, insomma la lingua lì del posto, e greco. Utilizzare 3 lingue in questo titulus cruci era un atto solenne. Perciò gli ebrei dell'epoca, vedendo quello, erano profondamente offesi. Ed è anche da dove troverete, soprattutto nei crocefissi, l'accorciamento INRI, perché prendendo le iniziali della frase in latino Gesù di Nazareth, re dei Giudei, troverete quelle 4 paroline. Perciò, di nuovo, letteralmente il documento inchiodato sulla croce insieme a Gesù. Questo è il fulcro del Vangelo che noi presentiamo oggigiorno. C'è una condizione iniziale, c'è una condizione di morte, c'è una condizione di profonda perdita, qualcuno è dovuto intervenire, qualcosa è dovuto cambiare per portarci alla vita. Inoltre poi troverete, se navigate abbastanza su internet intorno al secolo scorso, c'è una teoria, un teologo ebraico addirittura, un erudito ebreo ha suggerito che la probabile scritta che era appunto apposta sopra la croce di Gesù, la parte in ebraico, se prendete le prime lettere della frase Gesù di Nazareth, re dei Giudei, troverete esattamente le stesse lettere del tetragramma, il famoso Yahweh, il nome di Dio impronunciabile. Perciò all'epoca, molto probabilmente, non è stato ancora confermato, ma all'epoca gli ebrei, vedendo non solo Gesù, re dei Giudei lì sopra, ma vedendo addirittura il tetragramma, il nome di Dio lì sopra, si sentivano profondamente sconfitti. Era una vittoria che non era davvero una vittoria, avevano ucciso quella persona che dichiarava di essere il Messia, il Figlio di Dio, però in qualche modo avevano comunque perso. E hanno cercato di convincere Ponzio Pilato dicendogli no, ma non è quello che ha detto, qualcuno tiri giù quel cartello. Ponzio Pilato gli risponde con una frase che è anche un modo di dire qua in Italia, molto molto arcaico: quello che ho scritto è quello che ho scritto. Uno schiaffo in faccia a questi giudei. E appunto questo concetto di vittoria è quello che ci porta al terzo punto, che risiede nella frase: e avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. E qui voglio sottolineare qualcosa che spesso nelle nostre chiese non viene sottolineato abbastanza, o perlomeno io non lo sento così tanto spesso, perché ripetiamo spesso che la morte di Gesù ci ha liberato, la morte di Gesù ha permesso il perdono completo dei nostri peccati e di come si sia sacrificato per tutti noi. Non me ne vogliate male, questo è buono, è corretto, è assolutamente giusto. Però in questo modo, parlando solo di questo aspetto della morte sacrificale di Gesù, noi riduciamo la sua importanza, perché la morte di Gesù non è stato esclusivamente un sacrificio, la morte di Gesù non è stato esclusivamente una sostituzione penale, ma è stato molto, molto, molto di più, perché dobbiamo ricordarci, Gesù non è solo morto, ma Gesù è risuscitato. Cristo ha portato una nuova era nell'umanità. Nelle vostre Bibbie ci sono all'incirca, dipendendo dal vostro modello, 4 pagine bianche fra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Quelli sono circa 4 secoli di silenzio del Signore. E nelle nostre Bibbie è così calcata questa differenza fra il Vecchio e il Nuovo Testamento, perché sono 2 ere. C'era un prima e c'è un dopo. C'è un si aspettavano Gesù e c'è un Gesù è arrivato. Questo dobbiamo capire. Nella chiesa di Colossa era presente un'eresia, soprattutto di provenienza giudaica, che vedeva Gesù solo come uno spirito, solo come un angelo, un principato, utilizzando l'espressione del testo.
E Paolo aveva già attaccato questa eresia, perché noi sappiamo che non è vero. Gesù non è un essere, non è un qualcosa di inferiore, non è una creatura. No, Gesù è Dio, punto. E se poi avete tempo a casa, vi invito a leggere Colossesi capitolo 1, perché è un testo estremamente poetico, molto anche carico di significato, e appunto Paolo ribatte su questo. Gesù è al di sopra di tutto questo. Non era una semplice creatura perfetta, ma è molto, molto, molto di più. Perciò l'opera che ha fatto Cristo non poteva essere compiuta da nessun'altra creatura esistente, perché di nuovo troviamo non solo Gesù ha vinto, Gesù ha fatto un pubblico spettacolo, Gesù ha stravinto, non c'è nessun altro modo di porlo, perché Gesù ha definitivamente e completamente debellato Satana. Qualsiasi speranza che aveva Satana, il diavolo, chiamatelo come volete, con il sacrificio di Cristo è andata in frantumi. Non esiste più un piano in cui forse sì, forse no, Satana riesce a conquistare l'umanità e quant'altro. No, non esiste più. La morte e la resurrezione di Cristo ha tolto qualsiasi possibilità di vittoria del nemico. Lui ha vinto quello che nessun altro poteva vincere, ossia la morte. La morte. Gesù è risuscitato. E Paolo lo vuole risottolineare qua, dicendo che Gesù ha vinto, ha vinto. La morte di Gesù non serve solo per me, non serve solo per te, non serve solo per noi qui, persone presenti stasera a Treviso. La morte di Gesù è un qualcosa che ha scosso le fondamenta di come il mondo funzionava. Davvero non ho parole per farvi capire quanto fondamentale è la vita di Gesù all'interno della storia, non solo umana, ma della storia universale, perché stiamo parlando di Gesù, il capo della Chiesa. Da Lui provengono tutte le cose, da Lui sono tutte le cose, in Lui sono tutte le cose. Di nuovo, Lui è lo stesso Dio del Vecchio Testamento, l'Io sono, che viene utilizzato, è lo stesso Dio morto e risuscitato, lo stesso Dio che tornerà, lo stesso Dio che tornerà. Abbiamo questa speranza per portare a compimento la sua promessa. Perciò quando magari così in un futuro vi chiederò di nuovo quel grido di guerra, ricordatevi di questo. Non è un semplice, un banale, sì, quant'altro. No. Chi vive oggi, adesso, non è stato sconfitto, ma ha stravinto, ha sbaragliato i propri avversari, Cristo. Chi è che torna? Chi è che tornerà? In chi abbiamo la nostra speranza? Cristo. A Lui la gloria, perché solo Lui se la merita, perché solo Lui è al di sopra di qualsiasi altra cosa. E noi, il suo popolo, oggi possiamo festeggiare questa vittoria che abbiamo attraverso Cristo. Poi ci sono gli ultimi 2 versetti. E in particolare col versetto 16 voglio giocare a un gioco con voi, voglio fare un piccolo esperimento, un piccolo esercizio, perché nel versetto 16 di Colossesi numero 2 sta scritto: nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a noveloni e a sabati. Ora, leggendo questo singolo versetto, possiamo magari trarre, nessuno ha il diritto di giudicarmi. No, c'è scritto chiaramente, no? Nessuno dunque vi giudichi, nessuno mi può giudicare. Sono anche andato, vi ho anche elencato lì dei versetti che piano piano compariranno, perché nessuno può dirmi come mi devo comportare, nessuno mi può dire come devo vestire. Se qualcuno arriva e mi vuole giudicare, sei solo un legalista, tanto l'importante è che Gesù mi ama, io sono bello, felice, posso continuare la mia vita. E quindi la domanda che vi pongo è che, non so, un pastore responsabile, i vostri genitori, anche solo un vostro fratello arriva da voi e vi dice qualcosa che state sbagliando. Questo fratello, nessuno
può venirmi a dire come o cosa. Nessuno può venirmi a dire ehi, guarda, forse quello che hai detto a quell'altro non è stato il massimo. Nessuno può venirmi a dire che quello che sto facendo è qualcosa che va contro quello che lui crede. Giusto? Ok. Trabocchetto. Mi aspettavo qualcuno che... Grazie a Dio non succede, perché la risposta è assolutamente no. Quindi, cosa significa questo versetto? O anche gli altri allegati, sperando che la proiezione funzioni, sì, premere il tastino avanti, ottimo. Gli altri allegati, cosa significano questi versetti? Cosa significa quel non giudicare e molti altri versetti che troverete nella vostra Bibbia? Questo, cari miei, ve lo lascio come esercizio, poi da fare nei piccoli gruppi, perché è qualcosa che dovrete fare nella vostra vita. Perché soprattutto adesso, no, vivendo nell'epoca dei social, vi possono capitare tanti contenuti cristiani, vi possono capitare tante parole. Magari qualcuno insegna una falsa dottrina perché è poretto, non sa, ha letto la Bibbia, ha capito una cosa, la realtà è un'altra, e vi vende quello che ha capito. Però altri lo faranno con la malvagità nel cuore. Altri sapranno perfettamente cosa stanno facendo e faranno di tutto per portarvi lontano dalla strada del Signore. E davanti a questo genere di contenuti, che potete trovare di nuovo nei social, dentro le vostre famiglie, dentro le vostre case, in mezzo ai vostri amici, in mezzo ai vostri fratelli, in chiesa, dovete essere pronti. Dovete essere pronti a combattere. Perché parliamo così, però anche dentro di voi, i vostri dubbi, le vostre domande. State leggendo un passaggio della Bibbia, leggete un versetto e dite, oh wow, mai sentito una roba del genere? Questo ribalta completamente quello che è la mia fede. Dentro i vostri dubbi, io vi dico, cercate, rispondete, affrontate questo genere di situazioni. Non lasciate domande irrisolte nella vostra vita, perché il dubbio non significa che non avete fede. Il dubbio non significa che la vostra fede è fragile. Ah no, io credo in Gesù, perciò la mia fede deve essere forte, deve essere una colonna, deve essere tutto assolutamente. Il dubbio è semplicemente uno strumento. È uno strumento nel quale voi arrivate alle fondamenta di questa casa, che spero per voi sia costruito sulla roccia, ma questo fondamento di questa casa è semplicemente tastate. Battete un colpo, vedete se fa qualche suono strano, controllate se c'è qualche traccia di muffa. Perciò bisogna utilizzare il dubbio. E come si risolve effettivamente un dubbio? Come si risolve una domanda che potete avere? Qualcuno di voi arriva e vi dice no, ma Gesù in verità non ha mai detto di essere figlio di Dio. Gesù in verità era semplicemente una brava persona, non era quello che tu dici. Come rispondo io a questa persona? Prendendo l'esempio di Paolo, di nuovo, partendo dalle fondamenta. Dobbiamo capire chi è Cristo, chi è Dio, perché ha fatto quello che ha fatto, perché nella Bibbia c'è scritto quello che c'è scritto, perché io mi posso fidare di quello che sta scritto. Queste sono tutte domande che dovete rispondere effettivamente dentro di voi. Intorno a voi avete molti fratelli. Usateli, chiedete, informatevi, andate da uno all'altro e dite ascolta, ho visto sto versetto, ma secondo te cos'è che vuol dire? Trovate vicino a voi dei confidenti, delle persone al quale vi potete fidare della loro risposta. Esplorate i vostri dubbi, scavate a fondo, cercate risposte, leggete la Bibbia, partecipate a un qualche corso teologico come quelli che partiranno adesso ad ottobre, a novembre, più informazioni con Pastor Caio. Io la butto là, già iniziando con gli avvisi. Ma soprattutto state saldi nella fede e nell'amore cristiano. Perché tutta questa teologia, tutti questi insegnamenti che noi ci teniamo a imparare e a trasmettere non vale nulla senza amore. Vi voglio lasciare un versetto così, senza spoilerarvi troppo, nella prossima slide, sempre di Colossesi, perché di nuovo tutto questo serve solo come incoraggiamento. Andate, chiedete, informatevi,
ricercate, ci sono commentari biblici, ci sono video su YouTube che ve lo spiegano in qualsiasi lingua, ci sono persone qui dentro la Chiesa che vi possono aiutare, che vi possono seguire. Ma qualsiasi dubbio, io voglio essere chiaro, non cadete mai nell'errore, sono in Chiesa da 10 anni, io questa cosa la dovrei sapere. No, assolutamente, assolutamente. Sono qua stasera a predicare, però se ho un dubbio, io devo sentirmi libero di poter andare dal mio pastore e potergli chiedere: ascolta, ma questo testo io non l'ho ben capito io sta cosa. Devo sentirmi libero di andare a cercare, perché di nuovo il dubbio è uno strumento. Usatelo. Usatelo per avere una fede sempre più salda. Non lasciatevi scoraggiare e non lasciatevi abbattere dalle false dottrine che potete sentire da qualsiasi parte. Non lasciatevi abbattere dalle false dottrine che possono sorgere dentro di voi, perché la maggior parte dei falsi insegnamenti che ho ricevuto nella mia vita, ho scoperto che venivano da qui dentro, che io leggendo mi ero fatto una determinata idea, che io nella mia carnalità avevo capito fischi per fiaschi, oppure addirittura quello che sapevo veniva utilizzato contro di me, perché il diavolo davanti a Gesù la prima volta l'ha tentato, così, normalmente, come può tentare tutti noi. Ma la seconda volta cosa ha detto? Ah, sta scritto che... E gli ha riportato un versetto, senza contesto, senza minimo riferimento. E Gesù l'ha sconfitto come? Parola, parola, Bibbia, Bibbia, parola. Perciò vi voglio lasciare di nuovo stasera con questo compito per casa. Leggete la vostra Bibbia, esplorate i vostri dubbi e andate avanti, avanti ancora e ancora. Perché chi vive? Cristo. Chi torna? Cristo. Al suo nome? Gloria. E al suo popolo? Vittoria. Di nuovo più forte. Chi vive? Cristo. Chi torna? Cristo. Al suo nome? Gloria. E al suo popolo? Vittoria. Amen. Chiedo al gruppo di lode di salire per concludere così il nostro messaggio e chiedo alla Chiesa, al popolo di Dio, di alzarsi in piedi per poter pregare insieme come un solo corpo, mossi da un solo spirito. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per questa serata, ti ringraziamo per quello che abbiamo potuto vivere insieme come Chiesa. Ti ringraziamo, Padre, per i fratelli che abbiamo e ti chiediamo che tu li possa benedire infinitamente, Padre. Ti prego, Padre, che la tua mano amorevole si stenda su questa Chiesa, che tu possa benedire, accompagnare, curare questa Chiesa, questa comunità, le nostre famiglie, i nostri fratelli. E ti preghiamo, Padre, che tu ci possa smuovere, che tu ci possa trasformare, che tu possa risolvere i dubbi che noi abbiamo, non solo stasera, ma da qui in avanti. Ti chiediamo, Padre, intervieni, illuminaci, noi vogliamo sapere di più di te. Ti chiediamo tutto questo non perché ce lo meritiamo, non perché siamo bravi, ma perché riconosciamo che è un tuo dono che tu ci dai attraverso la tua infinita grazia. Tutto questo, Padre, noi te lo chiediamo in nome di Gesù. Amen. So pregare, ma sospiri ineffabili arrivano a te. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire è che ho bisogno di te. Cuore mio
tua presenza in me. Potrei dirti senza che io ci creda davvero, c'è una certezza in me, solo tu puoi colmare la sete che ho. Questo è tutto ciò che so, tutto ciò che riesco a dire. Ecco bisogno di te. Vieni con potenza e tocca il cuore mio. Io ho bisogno di te in questo istante, Signore. Sciogli ogni legame e correrò da te. Fammi sentire La tua presenza in me, Gesù. Io ti apro il cuore mio e ti confesso ogni vergogna. il tuo sangue lava via Ogni peccato dentro me. Stendi ora la tua mano sulla vita mia, Signore. Sono pronto a compire l'opera tua. Sciogli ogni legame e correrò da te. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Fammi sentire la tua presenza in me, Gesù. Vi rubo soltanto 2 secondini con gli avvisi. Sabato scorso abbiamo festeggiato il nostro bellissimo anniversario dell'Aga Move, primissimo anniversario. Per chi era presente è stata davvero una serata stupenda. È stato davvero un momento molto speciale. Per chi se l'è perso, spiace, sarà per il prossimo anno. Per chi non è riuscito a ricevere la maglietta edizione speciale del primo anno dell'Aga Move, spiace, sarà per il prossimo anno. Mentre prossimo sabato, sì, l'11 ottobre, avremo il Rallegrati su a Sedico. L'evento inizia alle 6 e mezza, qualcuno mi può confermare? 6 e mezza dalla regia, battuto, venduto. 6 e mezza di sabato prossimo a Sedico, saremo lì presenti per il Rallegrati. Non temete, per chi non può venire là sopra, comunque il nostro culto qua del sabato continuerà, ok? Non lo saltiamo, continua come sempre, solito orario, 16 e 16, 18 e 20. E 20, e 20. Sì, 11 ottobre, sì, sabato 11 ottobre alle 18:30, sì. Yes, ho dato le informazioni giuste stavolta. Come ho detto poco prima, ripartono i nostri corsi teologici, ok? Avremo diversi orari in diversi giorni, diverse intensità, perciò più informazioni le potete trovare con Pastor Caio e con Junior, che in questo momento sta scappando via dalla sala perché non vuole più responsabilità. Scherzone. Stanco probabilmente, gli è appena nato un pargolo, perciò se volete poi dopo il culto andare da lui, complimentarvi, dargli una pacca sulla spalla, dargli un pacco di pannolini, siete benvenuti a farlo. Poi il 31 ottobre
avremo una veglia di preghiera, perciò siete tutti quanti caldamente invitati ad essere qui a partire dalle 22 del 31 ottobre 2025. Per più informazioni vi potete rivolgere a Miguel e a Amanda. Questa sera piccoli gruppi, giustamente mi sono dimenticato, più o meno è sempre la prima cosa che dico. Per le femminucce dovete seguire Monique, che è qui presente, sì, Monique, ok? Mentre per i maschietti invece seguiranno Gabriel. Yes. Ho detto tutto? Ho detto tutto? Ho detto tutto? Fioi, siete maschietti o femminucce? Mi piace che quando l'ho chiesto ho visto uno di loro girarsi verso l'altro. Cosa siamo noi? Cioè, fratello, non lo so. Maschietti con Gabriel, ok? Preadolescenti femminucce con Monique. Ho detto tutto, mi sono detto tutto, sì, assolutamente. Ottimo, vi lascio con la lode. Un'ultima canzone? Sì, la facciamo un'ultima canzone, sì. Mi piace quando non suono perché così io posso delegare, no? Posso arrivare, facciamo quella canzone con 3 cambi di tonalità, no? Sì, forse. Quando suono non mi piace questa cosa. Cantiamo? Cantiamo? Sì, cantiamo. O porte alzate il capo, I re di gloria entrerà, i vostri occhi alzate verso i re. levate a lui La voce afflitte i cuori al suo amore. Date a lui la lode, la forza e l'onore. Chi è il re di gloria? Chi è il re di gloria? È Gesù Signore, Gesù è il re dei re, Signore del Signore. Gesù è il vincitore che ci salverà, egli è il re dei re sopra la terra. Gesù è il re dei re, Signore del Signore, egli ritornerà. Gesù è il Redentore che ci salverà, egli è il re dei re sopra la terra. Gesù è il re dei re. Chi è il re di gloria? 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 È Gesù Signore, Gesù è il re dei re, Signore del Signore. Gesù è il vincitore che ci salverà, egli è il re dei re sopra la terra. Gesù è il re dei re, Signore del Signore, egli ritornerà. Gesù è il Redentore che ci salverà, egli è il re dei re sopra la terra. Gesù è il re dei re. Ciao, buoni piccoli gruppi.